Pace a voi, buongiorno. Se dovessi dare un mini titolo a queste due parole che vi dico, sarebbe il Signore ti chiama per nome. E questi canti parlano di questo questa mattina, ma il Signore ha chiamato per nome diversi. Ha chiamato Lazzaro risuscitandolo, ha chiamato Matteo, ha chiamato Zaccheo, ma il fatto che Dio ci chiama per nome è una grande consolazione, perché sappiamo che Dio ci conosce personalmente e questo ci dà una grande pace. Ma il fatto che ci chiami per nome ci chiama anche a una responsabilità. E il Signore stamattina ti chiama per nome a lodarlo e benedirlo, perché Lui è degno. Questa è la nostra responsabilità, il nostro culto a Lui. Quindi questa mattina, veramente, con i canti, le preghiere, non siate timidi, alzate la vostra voce a Dio, pregate, anche solo ringraziatelo. Abbiamo un sacco di motivi per ringraziarlo, o se avete una preghiera nel cuore, fatela, perché è di benedizione e di edificazione alla Chiesa. Questo è proprio scritto, è scritturale. Quindi questa mattina il Signore ti chiama per nome e ti dà la responsabilità di lodarlo ed adorarlo. E il motivo è solo uno, perché Lui è degno e a Lui va tutta la gloria. Quindi lodiamolo veramente con questa responsabilità personale. Amen. Celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri, gli uccelli del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Cielo in battaglia.
che Dio mi accolga a sé. Ero perso e mi salvò il suo amore, il suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Libertà ora ho perché mi riscattò. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Sì, che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sì è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sì è così. Alleluia.
tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo in
innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era, è e che verrà. La creazione canta, lodi al Re di Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. È come un tuono, tu sei vestito di maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che tu sei santo e vero Re. Santo, santo, santo è Dio onnipotente, che era, è e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Gesù, il tuo nome è potente, è il pane e l'acqua viva, un mistero sei per me. Santo, santo è Dio onnipotente, che era, è e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro.
Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Accomodatevi pure, fratelli, gloria a Gesù. Dio è buono, amen. Amen. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Quelli che non hanno detto amen, andate a casa. Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio? Qualcuno in più. Gloria a Dio. Amen cosa significa? Così è. Se il culto non contiene la parola di Dio, non è culto. Perché il culto, la parola di Dio deve essere al centro del culto. La predicazione della parola di Dio è importante. Perché? Perché è questa quello che cambia la vita dell'uomo. È la parola di Dio che ci cambia, ci trasforma. E la parola di Dio, basterebbe soltanto leggerla, fa effetto. A volte qualcuno guasta anche quello che è scritto, perché aggiunge o perché dice delle sciocchezze, o perché non sapendo dare una risposta, quindi dà una interpretazione, quindi sentiamo, è per questo che molti diversi hanno una fede debole, hanno una fede proprio perché comunque gli è stato insegnato certe dottrine, certe cose completamente sbagliate. Noi abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo quando siamo qui a predicare la parola di Dio. Voglio ringraziare il Signore perché in tanti anni, oramai sono quasi 23 anni che abbiamo la comunità, non è mai mancato il messaggio della parola di Dio, mai l'insegnamento della parola di Dio. Dico sempre, lo scrivo anche sulla mia, mi chiamano diversi e mi dicono: pastore, la comunità che ho. Allora io dico: guarda, non guardare, non vedere la distanza, quanto disti per andare in chiesa, ma guardo quanto dista questa chiesa dalla parola di Dio. Cercati una chiesa che è più vicina alla parola di Dio e che non sia più vicina di casa, ma importante è cerca una chiesa dove viene predicata la parola di Dio. Amen. Andreste voi a mangiare in un ristorante anche bello, però mangiate male. Non è meglio una tavernetta, non è bello quel posto dove andate, specialmente dove ci sono i camionisti, no? Io quando vedo i camionisti dico: qui si mangia bene. È vero o no? Qui si mangia bene. Ogni volta che andiamo a Padova, io e Deborah, quando torniamo c'è un posticino lì, tornando, e tutte le volte dico: Deborah, qua prima o dopo ci dobbiamo fermare, perché torniamo proprio quando ci sono i camionisti, è pieno. Io ho detto: qua prima o dopo dobbiamo fermarci, perché devo vedere come cucina. Il Signore questa mattina ha preparato qualcosa per ognuno di noi, siete d'accordo? Ok. Lunedì scorso, avete visto, vi ho chiesto di pregare. Lunedì scorso, insieme con alcuni fratelli della comunità, un paio di fratelli, sono andato in una comunità a pregare per una persona che si supponeva indemoniata. Quando noi abbiamo questi incontri, non sappiamo a cosa andiamo incontro, no? Non sappiamo con chi stiamo, con quanti sono, e quindi abbiamo pregato, abbiamo digiunato e grazie a Dio il Signore ci ha dato la vittoria. Ma questa mattina io voglio farvi notare qualcosa che manca proprio come base nella Chiesa. Parlo in generale, ma io lo vedo anche in quanti conoscono il Signore anche da tanto tempo, da tanti anni, e davanti a queste difficoltà, davanti a queste realtà, perché sono realtà, noi ci incontriamo ogni giorno, perché Satana è nel mondo, vive nel mondo. E quindi la Chiesa ha avuto che cosa? Ha avuto un'autorità, ha avuto un mandato da parte di Dio. Ma non possiamo semplicemente andare in Chiesa, farci il nostro culto, dire che siamo cristiani evangelici e vabbè, e che differenza c'è tra loro? Allora questa mattina io voglio prendere, con l'aiuto del Signore, alcuni versi per enfatizzare, per dare forza a quello che vi sto dicendo, perché è molto importante. Perché avete visto, mi è arrivato anche un altro messaggio che l'ho messo sul gruppo di preghiera, un'altra persona che frequenta una chiesa e ha un problema, un attacco di suicidio.
E la Chiesa cosa fa? Ci basta soltanto fare delle piccole riunioni nostre? Oppure la Chiesa ha un mandato da parte di Dio? Siete d'accordo o no? Amen. Ma ci sono soltanto alcuni che hanno questo incarico o è la Chiesa in generale che ha avuto questo incarico? Cioè c'è il pastore, gli anziani, diciamo i diaconi, ma chi ha questo incarico? Leggiamo la parola di Dio, Giovanni capitolo 1 dal 10 al 13. Solo per questione di tempo non prendo tutto. Alleluia, gloria a Dio. Quanti siete presenti questa mattina? Alzate la mano. Gloria a Dio. Forse questa predicazione è proprio per te questa mattina, perché hai bisogno di una risposta da parte di Dio. Non importa da quanti anni frequenti la Chiesa, non ha importanza, ma questa mattina il Signore vuole dirti tu chi sei in Lui, se hai fatto un'esperienza con il Signore. Perché può darsi pure che tu frequenti la Chiesa ma non hai ancora fatto un'esperienza con il Signore, o meglio non gli hai ancora donato il cuore, non hai permesso che Lui entrasse nella tua vita, l'hai fatto Signore e Salvatore della tua vita. Egli, cioè la parola, cioè Cristo, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma, che bello questo ma, cambia tutto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato l'autorità, il diritto. L'autorità, il diritto, il potere sono gli stessi sinonimi. Egli ha dato, difatti ci sono una traduzione che dice autorità, un altro dice il potere, un altro dice il diritto. È vero o non è vero? Alcuni di voi hanno una traduzione diversa, non lo so. Egli ha dato il diritto, gloria a Gesù, di diventare figli di Dio. È qualcosa di meraviglioso. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Ascoltatemi, voglio soffermarmi su questo. È molto importante questo. Tu non sei al mondo perché ti hanno voluto i tuoi genitori. O meglio, tu sei qui non perché i tuoi genitori non ti hanno voluto. Non so se riesco a spiegarmi. Qui la parola di Dio è chiara e dice: i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomini, ma sono nati da Dio. Allora di alla persona vicino a te: tu sei nato da Dio. Lo sai che tu sei nato da Dio? Tu sei nato da Dio. Ditemi la verità, non ti senti meglio? Dai, ditemelo. Non ti senti meglio? Dio mi ha voluto. Davide diceva: non ero ancora nel grembo di mia madre e tu già mi conoscevi. Le mie ossa non erano ancora formate e tu, Signore, li conoscevi già. Tu conoscevi. E conosci anche tutti i miei giorni che mi sono destinati. Amen. Stamattina credo che ci sia anche la Simonetta Morselli che mi sta guardando, mi sta vedendo, molto probabilmente che ci stiamo ascoltando. Abbiamo pregato, stiamo pregando per lei, è una situazione difficile che sta attraversando anche lei. La Simonetta Morselli è primaria dell'oculistica di Bassano e di Sant'Orso. E proprio questo gli dicevo: i tuoi giorni sono destinati da Dio. Amen. Se hai fatto di Lui il tuo Signore. Amen. Gloria a Dio. Non è solamente la capacità che Lui dà. Attenzione, non è capacità. È importante questo. Potere, autorità e diritto. Il potere, l'autorità e il diritto ci è stato delegato da Dio. Allora perché abbiamo paura di affrontare a volte delle situazioni che ci dicono: questa persona ha dei problemi spirituali, questa persona sta vivendo, questa persona così, ma vieni tu per favore, verresti tu per favore. O siamo figli di Dio o frequentiamo una chiesa. Perché non è detto che chi frequenta una chiesa è un figlio di Dio, siete d'accordo o no? Se io vado in piscina non vuol dire che sono un pesce.
Se io vado al mare non vuol dire che sono un pesce. Sono andato al mare. Se io mi addormento in garage non sono un'auto. Ma se sono nato di nuovo, sono un figlio di Dio. E ho l'autorità da parte di Dio. Ho tutta l'autorità. Anche questa mattina, se ci fosse qualcuno in mezzo a noi, abbiamo l'autorità di legare, di spezzare ogni demone nel nome di Gesù. Chi e perché? Non sono nati da sangue e carne, né da volontà di carne, ma sono nati da Dio. Questi hanno l'autorità. Sono nati da Dio. Prima Giovanni capitolo 5 versetto 4 dice: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Alleluia! Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E che paura hai allora? Qual è la tua preoccupazione? Quando si parla del mondo sta parlando in generale qualcosa di enorme. Vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Alleluia! L'autorità che si parla qui non è un'autorità estemporanea. Ascoltate bene, che è importante questo. L'autorità che Dio ci ha dato è permanente, vive con noi, sempre, 24 ore su 24. Non è che tu vieni in chiesa e quindi oggi io ho l'autorità perché sto predicando, oggi ho l'autorità. O quando vengo al martedì, o quando vengo al giovedì, o quando sto... Io ho sempre l'autorità. Sapete perché io ho l'autorità? Perché abbiamo l'autorità? Prima Giovanni capitolo 4 versetto 4. Ascoltate, guardate cosa dice la parola di Dio. Io sono sempre più convinto, caro Palmiro, noi che ci battiamo per portare studi, la parola di Dio, che ci impegniamo perché crescono nella parola di Dio. Sono sempre più convinti che il popolo di Dio perisce per mancanza di conoscenza. Com'è possibile? Com'è possibile che il Signore mi ha salvato ma non so chi sono? Com'è possibile che io non comprendo? Ed è qualcosa di inspiegabile. Perché se tu non sai chi sei e ciò che Dio ha fatto nella tua vita, tu sei come una canna sballottata dal vento. Allora il nemico ti fa guerra. Lavora sulla tua vita. E continua a lavorare nella tua mente perché non può lavorare nel tuo spirito, ma nella tua mente sì. Ecco perché Paolo dice: mettete l'elmo della salvezza sul vostro capo, onde possiate spegnere tutti i dardi infuocati del nemico. E qui che lui dice: tu non sei nessuno, tu non hai nessuna autorità, ma cosa vuoi pregare? Ma tu così, ma tu quest'altro. E invece quando noi siamo diventati figli di Dio abbiamo avuto l'eredità. Ci ha delegato, Gesù quando era su questa terra, ha delegato ai discepoli, ha delegato. Ma poi quando è salito il cielo, questa delega l'ha data la Chiesa. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Non era più sui 12, sui 120, ma è in tutti coloro che sono nati di nuovo. Io sono un figlio di Dio, sono nato di nuovo, appartengo a Gesù Cristo. Io ho una divisa e quando un sottufficiale, quando una pubblica istruzione indossa una divisa, indossa un'autorità, lo sapete oppure no? Se un vigile si mette in mezzo alla strada con la tua tu ti devi fermare, se non ti fermi vai in galera, come minimo. Perché? Perché ha una divisa. Il diavolo lo sa se tu hai una divisa oppure no. E tu lo devi sapere prima di affrontare le situazioni. Come Davide diceva: io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, e la tua testa sarà tagliata a Golia. Noi invece vittime. Pastore, vieni a casa mia a pregare, vieni a casa. Come se il pastore avesse tutta l'autorità, il pastore. Pastore, vieni tu per favore. Ma Dio ti ha chiamato, ti ha salvato, ti ha dato un'autorità meravigliosa. Voi siete da Dio, figlioletti miei, e li avete vinti. Perché? Perché colui che è, questo è quella differenza. La differenza è Cristo in noi. È tutto qui.
Quando affrontiamo le situazioni, loro devono vedere Cristo attraverso di noi e Satana ha paura. Ha paura. Qualcuno ha detto che Satana e tutto l'inferno trema quando un cristiano si mette in ginocchio e prega al Signore. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Gloria a Dio! Perché colui che è dentro di voi è più grande di colui che è nel mondo. Io ricordo la testimonianza quante volte, ma la voglio ripetere, quante volte me l'avete sentito dire. Se ero in campeggio, ero responsabile in quel campeggio e siamo andati a casa di una sorella ad Ascoli Piceno, c'era il campeggio ad Arquata del Tronto e io finì i miei 15 giorni, ma mi chiesero rimani ancora per favore, sai, abbiamo bisogno. Va bene, però andai a dormire a casa di questa sorella che era missionaria, che era alta, era piccolina, proprio era come Carmen che avevamo in chiesa, la mamma di Emanuele, era piccolina. O la sorella Graziella, era piccolina così. E lei è stata missionaria in India, ma l'India sperduta, non l'India, cioè l'India in mezzo a... E lei mi raccontò una volta che quando la prima volta che andò con suo marito lì c'era sto capo voodoo che gli aveva fatto una bambolina come lei con gli spilli sopra e gli aveva fatto vedere a tutti. E allora gli disse a lei, quando si presentò, andarono tutti quanti, loro erano contro una tenda che stavano pregando e loro andarono lì, sentì da lontano questi passi che suonavano, andò da lei e gli disse tu domani mattina morirai, e gli fece vedere questa bambolina con gli spilli. Sta sorella, mi ricordo ancora, a casa sua aveva una sediolina così, lei disse io mi sono alzato su un tronco perché questo era più alto di me. Mi sono alzato su quel tronco, gli ho detto in faccia, e lei me lo disse a me in bocca, quasi vicino a me, e mi disse, colui che è dentro di me è più forte di colui che è in te, tu domani morirai. E il giorno seguente, stecchito, morto a terra. E tutti quelli che erano con lì fondò una chiesa, tutti, perché poi videro che lei era più forte del capo voodoo. Ma che cosa sarebbe accaduto se mi ha detto che muoio? Allora... aspetta che chiamo il pastore, aspetta che chiamo a casa, chiamo il fratello tale e tale perché è più forte di me. Dio è in te, Gesù è in te, Lui è in te, vive in te. Quando lo capiamo questo? Quando lo capiamo questo? Gloria a Gesù. Al versetto 12, sempre del capitolo 4, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi e da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli è in noi. Sta parlando di un rapporto di Cristo nella Chiesa. Dio in noi. Permettetemi se urlo, perché vedo certe cose che dico ma... Signore aiutaci, non avrei dovuto più predicare queste cose dopo anni, ma ascolto, sento. Ecco perché la Chiesa si trova in queste condizioni, perché siamo diventati religiosi, ci accontentiamo di venire al culto, ci accontentiamo di delegare e pregare, prega per me fratello, prega per me sorella, prega per me. Addirittura non si prega neanche più a tavola per il cibo, per ringraziare il Signore, nelle case di credenti, cristiani, nati di nuovo. La mattina ti alzi e non ringrazi il Signore, hai già in mente tutto quello che devi fare, ciò che non devi fare. Alleluia. Giovanni 14:23 dice, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà e wow noi verremo. Chi viene? La Trinità. Noi verremo e faremo dimora presso di Lui. Dimora sai che cos'è? 24 ore su 24. Se qualcuno ti chiede dove dimori tu, non gli dai mica l'indirizzo di dove fa le ferie? Gli dai l'indirizzo di casa oppure no? Sì. Lui dimora presso di Lui.
Zaccheo, scendi giù, perché io oggi vengo ad albergare in casa tua. Gloria a Dio. Non sentite la presenza? Io sto quasi scoppiando. Perché quando noi realizziamo questo, fratelli, noi siamo una mina vagante. Noi siamo una bomba che cammina per strada. E possiamo guardare negli occhi al nemico e dire: io sono un figlio di Dio. E tu non mi toccherai, neanche un capello del mio capo, se non gli è permesso da Dio. Noi invece continuiamo ma sai, io sono evangelico, magari lo diciamo al nostro collega, lo diciamo all'amico, all'amica, e poi ci vedono depressi e dici: mamma mia, è meglio rimanere cattolico, o buddista, o musulmano, o altre. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 12. Or noi non abbiamo ricevuto uno spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Fratello, sorella, la cosa che ci ha donato il Signore è una cosa che non avremmo mai potuto acquistare. Mai. E se non avremo altro da ringraziare il Signore, che credo che noi dovremmo ringraziarlo dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera che andiamo a letto, per tutto quello che riceviamo dalla sua mano, dovremmo ringraziarlo per Gesù Cristo nostro Signore, perché ci ha salvati, perché Dio ti ha tanto amato che ha dato suo figlio a morire per te. A morire per te e per me. Pensa com'è importante questo. E la parola di Dio ci dice, l'Apostolo Paolo dice così, dice: noi siamo, prima, seconda Corinzi 5,20, guardate cosa dice. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Sapete cosa fa l'ambasciatore? Sapete cosa fa l'ambasciata? L'ambasciatore cosa fa? Rappresenta una nazione, cioè in quel momento lui sta rappresentando il Presidente della Repubblica, oppure il Presidente degli Stati Uniti, oppure il Presidente, cioè in quella nazione lui rappresenta il suo capo, la sua nazione. Ok? Paolo si prende questa autorità da parte di Dio di scrivere questo e dice: fratelli, noi siamo ambasciatori di Cristo. Pensate che grande responsabilità. Non è pazzesco? E sapete l'ambasciata cosa fa? Se tu hai problemi e sei in un'altra nazione e ti vai a rifugiare nell'ambasciata, non ti possono toccare. Non ti possono più toccare. E lui dice: noi siamo ambasciatori di Cristo, quindi quando noi preghiamo per le persone e si rifugiano presso di noi, non possono più toccarli perché abbiamo Cristo con noi. Mi sono spiegato o no? Ma lo abbiamo compreso questo? No. E noi continuiamo a lamentarci: Signore, noi abbiamo autorità nel nome di Gesù, possiamo legare il nemico con tutta la sua forza, nel nome di Gesù. Ho visto chi era presente, ha potuto vedere cosa succede, cosa avviene quando prendiamo autorità nel nome di Gesù. Gesù non aveva bisogno. Ecco, questa è una domanda che voglio farvi questa mattina. Vediamo se la pongo bene questa domanda. Per quante volte Gesù ha pregato per guarigioni? Quante volte noi troviamo nella scrittura che Gesù ha pregato per guarire le persone? Vi risulta che ha pregato Gesù? No, perché? Perché? Non aveva bisogno di pregare. Noi abbiamo l'autorità di Cristo. Noi abbiamo l'autorità di Cristo.
Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, solo in quell'occasione, perché ha risuscitato un morto, ha ringraziato, ha detto: Padre, grazie che mi hai esaudito. Voi pensate se Gesù risuscitava tutti i morti saremmo... Ma non c'è stata una preghiera: Padre, così. Abbiamo autorità. Ma allora tu potresti domandarti questa mattina: ma allora se abbiamo l'autorità di guarire, perché le persone non vengono guarite? È vero? Te lo puoi fare questa domanda? Perché c'è una volontà di Dio. Questo, però non dobbiamo mai smettere di chiedere al Signore. Tu bussa, non ti preoccupare, però lascia la preghiera poi nelle mani del Signore. Lasciala a Lui, perché tante volte noi andiamo al Signore, però poi dopo andiamo anche altri a chiedere aiuto, perché poi diciamo: aiutati che Dio ti aiuta. Se abbiamo lasciato ai piedi del Signore, lasciamolo ai piedi del Signore, perché Dio sa rispondere ad ogni nostro bisogno. Guardate l'Apostolo Paolo nella sua conclusione, le ultime esortazioni che Paolo dà ai saluti in 2 Corinzi al capitolo 13 al versetto 5. Paolo fa questa affermazione e io credo che questa affermazione questa mattina la dobbiamo fare anche noi, e la voglio fare anche per quanti sono a casa, per quelli che sono qui. Questa affermazione, questa domanda che Paolo fa, credo che ce la dobbiamo fare tutti. L'Apostolo Paolo dice: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, e se non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è, non è un indottrinamento, non è un lavaggio del cervello, non è un indottrinamento. Perché io conosco la parola, io ho conosciuto persone che conoscevano, una volta a Rischiatutto c'era uno che conosceva la Bibbia e si è presentato proprio sulle domande della Bibbia. Io ero un ragazzino, ho detto, mamma mia, ho detto, ma questo qui è proprio un fenomeno, è una cosa incredibile. Gli domandavano, io ho detto: questa è la chiave biblica umana, è una roba incredibile. Poi gli sono andato a chiedere: senta, ma lei poi è cristiano? No, io non sono un credente. Io sono ateo. E conosceva la Bibbia perfettamente. È un po' come quel maresciallo, no? Vi ricordate il capitano che si era strappato i pantaloni? Allora esce fuori e dice a tutta la brigata: c'è un sarto qui, c'è un sarto qui, c'è un sarto qui. E un ragazzo alza la mano e dice: io sono un sarto. Dice: lo vieni dentro. Lo chiama, lo porta dentro e dice, gli fa vedere i pantaloni e dice: guarda, mi sono strappati i pantaloni e poi cucino. Dice: no, ma io mi chiamo sarto, ma non faccio il sarto. Bello ridere, vero? No, ma io mi chiamo cristiano, ma non lo sono. No, ma io frequento una chiesa cristiana, ma non lo sono. Che meraviglia questo verso. Riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. E la cosa è che solo tu lo sai, non lo può sapere il pastore, non lo può sapere tua moglie, non lo può sapere tuo marito, nessuno lo può sapere, solo tu lo sai. Io quando facevo l'esame a scuola sapevo se mi bocciavano o venivo promosso, anche tu. Dimmi la verità, anche tu. Perché avevamo... Solo Signore aiutami, questa domanda, aiutami Signore in questa domanda, perché io andavo a casa, mamma mia, se erano botte da mio padre. Però lo sapevi come ti eri comportato, no? Lo sapevi. Ora io non parlo della salvezza, perché la salvezza appartiene a Gesù Cristo, Lui conosce i Suoi. E quindi non parlo di questo, però tu devi sapere se Cristo abita in te. O se lo prendi solo la domenica per venire in chiesa, o se lo prendi solo durante la settimana e quando sei con gli altri ti vergogni anche di parlare di Lui o di raccontare ciò che Cristo ha fatto in te. Paolo diceva: l'amore di Dio mi costringe. E quando andava a qualche posto lui, dopo aver predicato, diceva: il sangue di questa... Io sono netto, pulito, perché ho predicato l'Evangelo. E tutti sapevano chi era Paolo. E credo che è importante
che tutti debbono sapere chi è Gesù. C'era un cantico che cantavamo, tutti devono sapere chi è Gesù. Matteo capitolo 10, versetto 1 dice: il potere di scacciare gli spiriti immondi. Gesù diede il potere di scacciare spiriti immondi. Luca dice autorità, sempre con lo stesso verso. Luca dice autorità, Luca 9,1 dice gli diede autorità di scacciare. E Luca 10,19 dice: io vi ho dato il potere. Io vi ho dato il potere. Vi ricordate quando tornarono dalla missione? Signore, abbiamo visto guarigioni, liberazioni, abbiamo visto Satana cadere dal cielo, abbiamo visto opere potenti, ma Gesù gli aveva detto che non era questo importante. Non è questo importante, perché questo deve essere qualcosa di naturale nella vita del credente. Perché noi abbiamo l'insetticida per il nemico dentro l'anima nostra, che è lo Spirito Santo. Ma rallegratevi, perché il vostro nome è scritto nel libro della vita. Ma come può essere scritto il nostro nome nel libro della vita? Nel libro della vita il mio nome è scritto se Cristo vive in me. Perché quando io lascerò questa terra, non è che riacquisterò Cristo, io sono già in Cristo. Quindi mi addormento qui e mi risveglierò con Lui. Mi sono spiegato? Dove va un credente? Alla presenza di Dio. Vivere in Cristo, il morire mi è di guadagno, diceva l'Apostolo Paolo. Gloria al nome del Signore. Voglio leggere con voi, e poi concludo, una lettera di quello che abbiamo cantato questa mattina in chiesa, che abbiamo cantato questa mattina insieme, che è tratta da Efesini, capitolo 2, dall'1 al 13. Chi sono io in Cristo Gesù? Vi ricordate il film della ragazzina? L'avete visto quel film, no? Che lei poi dice al professore chi era in Cristo Gesù, questa ragazzina che era stata, il papà era in, come si chiama il film? Chi se lo ricorda? Che lei correva, il suo papà era cieco nell'ospedale. È bellissimo. E lei cita proprio questo nel libro degli Efesini. Gloria a Gesù. Efesini capitolo 2 dall'1 al 13, che meraviglia, gloria. Correre, grazie Silvia, se non l'avete vista andatela a vedere, che è bellissimo quel film là, è bellissimo. Egli, alleluia, guardate fratelli, se lo leggo così velocemente questa mattina, vai a casa, leggilo, perché questa mattina il Signore vuole riconfermarti quello che tu sei in Lui. Egli ha vivificate anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Quanti erano morti nei falli e nei peccati? Solo 3. La gloria a Dio. Gli altri erano giusti? Nei quali un tempo camminavaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore, il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati in Cristo. Voi siete salvati per grazia. Gloria a Dio, e ci ha risuscitati con Lui e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dove sei seduto tu? Dove sei seduto tu? In chiesa qui? Dove sei seduto? Io sono seduto nei luoghi celesti, non dice siederete quando Lui torna e poi siederete nei luoghi celesti. Siamo seduti nei luoghi celesti, vuol dire che quello che Lui ci ha delegato è nostro. C'è già. Potere, autorità e diritto, siamo seduti per mostrare nell'età che verranno le eccellenze e ricchezze della sua grazia con benignità verso noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché
camminassimo in esso. Gloria a Dio. Dio ti ha chiamato, ti ha scelto, ti ha preparato per opere meravigliose, ti ha qualificato, ma ci rendiamo conto? Ti ha qualificati. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, poiché tali sono stati fatti nella carne, per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo, ma ora in Cristo Gesù, alleluia, ma che belli quei ma, io amo quei ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù. Che meraviglia! Questa mattina forse questa predica l'avrei dovuto fare prima di lodare il Signore. Ma dobbiamo andare a casa. Però una cosa possiamo fare a casa. Possiamo ricordarci quello che il Signore ci ha detto questa mattina. Io non ti ho salvato perché tu meritavi, non mi ha salvato perché io meritavo, non meritavo nulla. Lui mi ha salvato per grazia. Però mi ha salvato perché io, in questa società, perché vivo in questa società, in questo contesto, dove principati, le potestà, dove Satana sta legando veramente le menti. Io non so se voi vedete, ma ci sono ragazzi la sera che fanno qualcosa, si riuniscono, picchiano persone, anziani, qualcosa di incredibile. Satana sta legando le menti. E noi come Chiesa abbiamo un'autorità da parte di Dio. Abbiamo ricevuto potere, autorità e diritto. Qualcosa di incredibile. Isaia dice: egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel manto eterno. E stiamo parlando di Isaia. Quando più noi, che dice la parola di Dio, non sapete che tutti coloro che si sono battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo Gesù, Galati, si sono rivestiti di Cristo, quindi quando noi usciamo devono vedere Cristo in noi. Siete d'accordo oppure no? Devono vedere Cristo. Chi vedono? Cosa vedono? Uno che parla bene, che conosce la Bibbia, che gli sa dare dei versetti biblici, o uno che ha un'autorità da parte di Dio, uno che prende quell'autorità. Fratelli, se la Chiesa non comprende questo, ascoltatemi bene, non è Chiesa. Non è Chiesa. Possiamo fare insegnamenti finché volete, ma se questo non lo realizzi nella tua vita e non fai del Signore, di questo insegnamento il tuo Signore, e non hai capito ancora, non abbiamo compreso che noi viviamo perché Cristo vive e che noi camminiamo su questa terra perché Cristo ci dà la forza di lavorare, di affrontare le situazioni, perché Cristo vive. Io non vorrei vivere un attimo senza il Signore, un attimo, perché sarei perso. Quindi allora se vivo per Cristo, allora devo essere al suo servizio al 100% e devo dire: Signore, grazie che mi hai chiamato a servirti, grazie che hai scelto me, grazie per l'autorità, la potenza che mi hai dato. Quando arrivano momenti difficili, perché arrivano su tutti i momenti difficili, arriveranno su tutti, arrivano i momenti difficili. Quando arrivano i momenti difficili, se tu hai Cristo dentro di te, tu non hai paura. Tu non hai paura, perché la tua vita non è nelle mani di un uomo, ma è nelle mani di Dio, è nelle sue mani. Allora il Signore, ancora una volta, ti dimostrerà chi sono i suoi figli. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Sapete, una volta sono stata a trovare una sorella che era in casa di riposo e aveva l'Alzheimer. Non si ricordava più chi sei. Però aveva una cosa. Mi potete dire, è impossibile. No, è vero, ve lo posso garantire. Chi ha fatto questa esperienza lo sa. Quando dicevamo preghiamo, lei si metteva il velo in testa e pregava. Sapete cosa faceva? Pregava per me, che ero lì. Pregavo per mia moglie, pregava per i fratelli della Chiesa, pregava... Tolto il velo, finita la preghiera, diceva: chi sei?
Chi sei? Sapete perché? Chi me lo sa dire il perché? Dai, ditemelo. Perché? Vero Palmiro? Perché lo Spirito di Dio è in noi, vive in noi, vive in noi. Lo Spirito è vita, vive in noi. La mente magari non c'è più per l'età, per tutto quello che vuoi, ma lo Spirito dentro. Casi? Non lo so, ma vi posso dire per esperienza che questa esperienza l'ho fatta, scioccante, ma dicevo, com'è possibile, Signore? Sì, Cristo in noi, Cristo in noi, non sono più io. Alleluia, amen. E allora io sono pronto ad affrontare qualsiasi situazione, qualsiasi persona che mi dicono questo ha problemi. Dio è più forte di qualsiasi cosa e ci ha rivestiti delle sue vesti e ci ha avvolto nel manto eterno e ci ha dato autorità, ma non soltanto a uno, l'ha data a tutti quanti noi. Tu hai autorità e la devi prendere. Prova a farlo e vedrai se non rimani scioccato. Prova a farlo e vedrai se non vedi la gloria di Dio nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. Sii un insetticida per il nemico in casa tua. Lodalo. Glorifichi il Signore e digli in faccia, proprio come quella sorella, colui che è dentro di me è più forte di colui che è nel mondo, cioè di te. Amen? Amen? Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Solo lo Spirito Santo in questo messaggio può parlare al tuo cuore. A volte succede che dalle situazioni che noi viviamo, dalle circostanze, dagli attacchi, ci perdiamo un po', la nostra mente resta un po' bloccata riguardo a questa autorità che noi abbiamo. Perché il nemico è così bravo da farci vedere la mosca come un mostro, perché mette una lente di ingrandimento davanti a quella mosca e tu vedi un mostro che ti sta attaccando, ma in realtà è una mosca. D'altronde come viene chiamato nella Bibbia? Belzebù, il dio delle mosche. Lui è una mosca. Allora questa mattina voglio pregare affinché tu possa questo messaggio realizzarlo nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, in te, affinché il diavolo non possa rubare la benedizione di Dio nella tua vita, perché sta lavorando nella tua mente. E allora non pensate che i figli di Dio non vengono attaccati, anzi, noi siamo prede del nemico, ma noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Amen. Quindi mentre abbiamo gli occhi chiusi, capo chino, voglio pregare questa mattina. Alleluia, non ti chiamerò qui davanti perché non è il caso, però io voglio dirti questo. Paolo aveva detto esaminate per vedere se Cristo vive in voi. Questa è una cosa che solo tu lo puoi fare. Forse lo hai messo da parte, forse non gli stai dando quella libertà che lui desidera avere nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Forse hai pensato, sì, lo farò. Anche Sansone era convinto che quando si sarebbe risvegliato aveva la forza che aveva prima, ma non aveva più quella forza. Facciamo attenzione. Mettiamo il nostro Signore al primo posto nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E vogliamo dire, Signore, vivi in me, sempre. Fa che io possa realmente, Signore, piacerti. Che veramente, Signore, io possa dire, Signore, regni nel mio cuore, affinché io possa vincere ogni battaglia, che io possa affrontare il nemico, che io possa affrontare questa situazione con le tue forze e non con le mie capacità. Perché tu sei, Signore, colui che ha vinto e io sono in te, perché tu sei in me e allora vinciamo, Signore, perché tu hai vinto già. Grazie Spirito Santo per questo culto questa mattina, grazie per questa parola. Signore, io l'ho predicata, forse non bene, non lo so, tu lo sai, Signore, ma io ti chiedo e chiedo allo Spirito Santo di far sì che questo messaggio possa arrivare ai cuori questa mattina, che possa parlare
ai cuori di ognuno che è qui presente e anche a casa, Signore, affinché realizziamo quale alta e superna vocazione Tu ci hai chiamati, Tu ci hai scelti, Tu ci hai salvati, Signore, e Ti ringraziamo. Non potremo mai, mai, Signore, contraccambiare quello che Tu hai fatto per noi. Grazie, Padre, per questo giorno. Grazie per i miei fratelli. Grazie, Signore, per questa esortazione della Tua parola questa mattina. E Ti vogliamo dire di pari consentimento, Signore, Ti amiamo. Ti amiamo, Signore. E abbi misericordia di noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi.